percorso della memoria, snodato entro le 3 stazioni delle pietre d'inciampo già collocate, ha tessuto stamane il filo della giornata che ricorda l'ingresso dell'Armata Rossa nel campo di sterminio di Auschwitz il 27 gennaio 1945. Il Comitato Chioggiotto dell'ANPI e il Comune di Chioggia, per celebrare la ricorrenza, pur nelle restrizioni sanitarie in corso, hanno organizzato appunto un sentiero ideale iniziato alle 9 a Cavanella d'Adige, davanti alla pietra che ricorda il sacrificio del marinaio Giusto Grego. Poi il passaggio sottomarina, dove l'anno scorso era stata messa a dimora la Stolperstein in memoria del sergente onocchiere Giulio Bergo Oro. Quindi in piazza Poliuto Penzo a Chioggia per ricordare il militante partigiano Guido Lionello. In tutti e tre questi luoghi l'assessora alla cultura Isabella Penzo ha deposto un omaggio floreale e affisso un adesivo per l'anniversario. Particolarmente commovente il passaggio in via San Marco a Sottomarina, dove ieri sera il nipote di Giulio Bergo, Rinaldo Oro, aveva acceso un cero a illuminare la pietra perfettamente ripulita. Un analogo cero è stato deposto a Bielani, in Polonia, dove nei giorni scorsi un giornalista del luogo ha rinvenuto la tomba di Giulio nel sacrario militare italiano, recante il numero 98 all'interno di una lunga camera dove riposano anche i commilitoni. Proprio lunedì, all'età di 98 anni, è scomparso Ilario Oro, fratello di Giulio, che l'anno scorso aveva presenziato alla cerimonia della posa della pietra da parte dell'artista tedesco Günther Demnig. La staffetta della memoria si è infine conclusa alla Biblioteca Civica Sabadino con la consegna di un mazzo di garofani bianchi e rossi da parte dell'assessora Penzo al sindaco Alessandro Ferro e al presidente del Consiglio Comunale Endri Bullo, i quali si sono recati all'interno per deporre l'omaggio floreale alla lapide che ricorda i 32 deportati cittadini che non sono tornati. Nell'occasione, il professor Sergio Lavagnan ha comunicato di aver ricevuto notizie e documenti storici di ulteriori 10 vittime chioggiotte nei lager. Allucinante episodio di razzismo verbale ieri sera attorno alle ore 19 lungo le fondamenta che circonda il Lusenzo a Borgo San Giovanni. Una 24enne di origine indiana, adottata in tenera età e chiogiotta a tutti gli effetti, è stata pesantemente insultata da un branco di adolescenti minorenni mentre stava passeggiando con il proprio cane. Vai a mangiare banane, fai schifo, e il verso della scimmia sono state le ingiurie che la ragazza ha dovuto sopportare per il colore della propria pelle, prima di tornare a casa in lacrime e sfogarsi via Facebook. La famiglia sta proteggendo la giovane e valutando la presentazione di una denuncia contro ignoti. Le era successo anche da bambina, racconta la madre, ma allora l'avevamo superata. Questo episodio nel 2021 è assolutamente inammissibile. Magari arrivassero le scuse da parte di quel gruppo di attaccabrighe. La riva del Lusenzo, specie nelle ore buie, sia dal lato di Borgo San Giovanni sia da quello di Sottomarina, è popolata da gruppi di adolescenti non di rado minacciosi in ogni modo verso gli adulti. Molti sono già purtroppo gli episodi accaduti in tal senso. La speranza è che presto le telecamere del circuito di videosorveglianza entrino in funzione e identifichino i singoli responsabili. L'ipotesi di una fusione tra i due consorzi di promozione turistica, Lidi di Chioggia e Con Chioggia Sì, avanzata ieri mattina dal referente di Cisa Camping Luciano Serafini durante la conferenza congiunta delle categorie economiche in tema di centro congressi Cursal, a distanza di 24 ore incontra una maggiore freddezza quanto è la sua praticabilità. Se già ieri il presidente dei Lidi di Chioggia, Elena Bosco Leonata,
si era affrettata a dire che la cosa non è all'ordine del giorno. In serata anche l'omologa all'interno del consorzio con Chioggia Sì, Silvia Vianello, si è espressa nello stesso avviso. Non si è mai parlato di fusioni di nuovi consorzi, afferma Vianello. Con Chioggia Sì ha avuto e continua ad avere un ruolo fondamentale nella promozione, prosegue l'ex assessora, essendo partner in Venice Sense, l'associazione che promuove la costa veneta, è molto attivo nello sviluppo di progetti attraverso i bandi regionali ed europei. Questo non toglie collaborazioni con altri enti anche del territorio nell'intento di superare futili campanilismi, soprattutto in un momento delicato come questo. L'intento deve essere lo sviluppo di progetti di promozione che portino Chioggia, Sottomarina e Isola Verde a riprendere il ruolo di località turistiche accoglienti e uniche, pronte per far riprendere il settore economico più coinvolgente di tutti i settori produttivi della città. Questa mattina, a margine della cerimonia per la giornata della memoria, si è espressa anche l'assessora al turismo Isabella Penzo. Aperture come quella di Serafini fanno solo piacere, anche se una fusione oggi forse è ancora prematura. Indipendentemente dal fatto di essere pronti o meno a fondere i consorzi, un momento unitario come quello di ieri era impensabile anche solo 3 anni fa, e se è accaduto, ha detto Isabella Penzo, è stato anche grazie al gran percorso e al lavoro effettuato all'interno di una OGD profondamente rinnovata. All'epoca c'erano 2 ipotesi di gestione alternative. Se oggi si parla di gestione unitaria, significa che qualcosa di buono è stato fatto. Occorre per ragionare per obiettivi e traguardi, ripete l'assessora, da aggiungere già prima della stagione balneare. No a interessi dei singoli e personalismi passati, ribadisce Isabella Penzo, e anche in questo senso alcuni passi avanti sono stati fatti. Ora bisognerà dare una struttura organizzativa all'OGD che parli anche della governance del Cursal, se tutto andrà come deve andare per l'acquisto. Lo strumento giuridico più opportuno per l'OGD è ancora in divenire, non viene esclusa la fondazione. Il tour de force per l'Union Clodiense, con una partita ogni 3-4 giorni, fino a esaurimento dei recuperi, continua oggi allo stadio Ballarin. Avversaria di giornata la Prodeco Montebelluna, nell'incontro che avrebbe dovuto essere disputato il giorno 10 gennaio, ma che non era stato possibile per via delle positività al Covid in seno alla squadra granata. Le 2 formazioni sono reduci da esiti opposti nelle gare domenicali, se è vero che gli ospiti hanno tenuto testa alla Manzanese prima di soccombere in Friuli, mentre i lagunari hanno espugnato a fatica il campo di Bolzano. Rispetto all'ultimo match, l'allenatore Andreucci sarà in panchina nonostante l'espulsione rimediata in Alto Adige. Sia il tecnico che Pietro Martino, parimenti espulso dall'arbitro Campagni per doppia ammonizione, sconteranno la rispettiva squalifica domenica durante il sentito derby interno contro l'Adriese. Quanto all'organico, il coach lucchese non recupera il bomber, suo concittadino, Brian Gioè, fermato da una contrattura prima della gara di Bolzano, mentre torna fra i convocati e quindi disponibile Marco Cuomo, che aveva saltato la trasferta dopo la distorsione avvenuta proprio contro la Manzanese. Contro gli ex compagni di squadra da Achille Undreka, che l'anno scorso segnò da futuro ex, allenati da Daniele Pasa, l'11 Chioggiotto dovrà stare attento al solito Fasan, al solido Franceschini, al veterano Nico Pulzetti, già in Serie A con Livorno, Bari, Bologna, Chievo e Cesena. Dopo un buon periodo di esordio in campionato, ora in classifica il Montebelluna ha 18 punti in 14 partite, l'Union Clodiense 24 punti in 13 incontri disputati. Il match, ovviamente a porte chiuse, sarà arbitrato da Maxime Frasiniak della sezione AIA di Gallarate e sarà trasmesso in diretta video streaming dalla pagina Facebook ufficiale della società Union Clodiense.
pandemia non risparmia nessuno, nemmeno le istituzioni culturali veneziane più apprezzate dai residenti. È così per l'Ateneo Veneto che per scelta secolare organizza manifestazioni, conferenze e cicli di lezioni aperte a tutti a titolo esclusivamente gratuito e che ora, a 209 anni dalla fondazione, senza aiuti né ristori, rischia la chiusura. L'Ateneo chiude il bilancio annuale con una perdita di 120.000 euro, dichiara il presidente dell'istituzione Giampaolo Scarante, mentre gli anni precedenti della mia presidenza erano sempre stati in pareggio. È l'effetto della pandemia che ha portato al rinvio di manifestazioni come la Biennale Arte e Architettura, grazie alle quali, attraverso l'affitto di parte della propria sede, l'Ateneo accantonava risorse indispensabili per assicurare l'organizzazione degli oltre 100 eventi gratuiti annuali. Ora, senza quelle entrate extra, le quote dei 600 soci e i modesti contributi di Comune, Regione e Ministero dei Beni Culturali non bastano. Resistiamo fino a maggio, conclude Scarante, poi entriamo in una terra incognita, aperta anche alle opzioni più estreme. Ma ad essere in crisi a Venezia è tutto il sistema cultura, non solo a causa dell'emergenza sanitaria. Nella città storica, sottolinea il consigliere comunale del PD Giuseppe Saccà, tutto viene banalizzato in grandi eventi destinati al turismo di massa. Se non vogliamo far morire del tutto le istituzioni veneziane, bisogna ripensare a un modello di sviluppo in cui al centro ci sia la cultura, intesa non come prodotto consumabile dal turismo, ma quale servizio per i residenti e leva per attirare processi di rigenerazione.